Qua, grazie. Oltre 10 anni di lavoro e 1.200.000 euro spesi sono realtà dalle 17 ai 54 km della Valdastico Sud, l'arteria veloce che collegherà la provincia di Vicenza al Polesine. Completato l'ultimo tratto, 7 km del casello di Agugliaro a Noventa Vicentina, la A31 è operativa a tutti gli effetti da Piovene Rocchetta alla Transpolesana e poi dritto verso Rovigo. Un'opera che resta incompleta, fatti 130 km, ne mancano 40, quelli verso il Trentino di raccordo con la A22. Un'opera finalmente in discesa grazie alle aperture della provincia autonoma di Trento. Sarà tutto un percorso trasparente, la parte nord non riceverà alcun contributo dello Stato, questo è molto chiaro fin dall'inizio, dovremo trovare il tracciato compatibile al massimo dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Un'opera attesa inaugurata alla presenza di numerosi sindaci davanti ai quali il governatore Zaia disegna il futuro infrastrutturale della regione. Finisce la stagione delle strade, inizia quella delle opere idrauliche, spiega il presidente. Le condizioni per il collegamento con il Trentino ci sono. Il Veneto è pronto a bloccare la nuova Valsugana. L'intesa con il governo più che possibile. Hai ragione Luca quando dici ripensiamo, diamoci la facoltà di ripensare e ascolteremo con interesse le proposte che il Veneto avrà da farci in questa direzione insieme alle altre regioni, perché abbiamo bisogno davvero di pensare che un'opera o si realizza nei tempi giusti o diventa vecchia. Un tratto autostradale su cui resta più di qualche ombra appesa un'indagine della magistratura. Assenti i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle per non essere mescolati con 27 indagati per traffico illecito di rifiuti e nell'inaugurazione di un'autostrada che è un'enorme pattumiera, spiegano, ribattono gli amministratori. È una scelta loro, secondo me, sbagliata perché, ripeto, questa è una infrastruttura che porta finalmente sviluppo e crescita a una parte del territorio veneto che prima non aveva questa opportunità. A volte i 5 Stelle che sono rigorosi su tante cose non sono rigorosi invece sui temi dello sviluppo e i nostri territori hanno bisogno di futuro, non possono fermarsi, sarebbe un errore.